Deve essere il direttore della Nuova Sardegna, ma deve essere la madre che accompagna i bambini all'asilo la mattina a scuola russa. Perché io sono scuola russa, noi abbiamo fatto volontariati che sono per l'asilo, tra l'altro anche delle scuole elementari, e abbiamo avuto un iniziale momento di difficoltà nel farci capire dalle persone, far capire quello che stavamo volontinando. Superato questo momento di difficoltà abbiamo avuto comunque un riscontro molto positivo, perché abbiamo fatto un'iniziativa sul nucleare, avevamo 70 sedi aspettandoci, io sono in paese dove non si fanno cose pubbliche, non partecipa mai nessuno, aspettandoci i soliti 5 minuti e le 70 sedi le abbiamo riempite. Per cui io dico, va bene quello che avete proposto, però secondo me il fronte primario di lotta deve essere scendere nei paesi, armarsi di comunicazione, un pochino, armarsi di cose concrete e parlare con la gente, non tramite lo sport televisivo. Va bene lo sport televisivo, ma l'arma primaria deve essere parlare con la mamma che accompagna il bambino all'asilo e spiegargli che questa battaglia è importante per il futuro di suo figlio, perché se questa centrale nucleare la fanno a Cirra, io vado a volontinare di fronte all'asilo nido di Santa Giusta e parlo con le persone di Santa Giusta, di Arbolea, di Terralba, di Marcubio, per spiegare a queste persone che è una battaglia fondamentale per il futuro dei propri figli. Questo è, secondo me, il fronte primario di lotta. Per cui va benissimo tutto quello che è stato detto fino ad ora, però che si abbia la consapevolezza che secondo me non si scelga, su che cosa bisogna impegnare il 80, 70, 60% delle proprie energie. Io sono convinto che il 100% delle persone che sono qui su questo è d'accordo con me, quantomeno è una mia idea. Però dico, benissimo, discutiamo anche dello sport televisivo come va fatto e come non va fatto. Io, a nome del comitato antinucleare di Sola Russa in Movimento, dico che sinceramente vi lasciamo pure il compito di discutere come va fatto e non va fatto lo sport. Noi ci vogliamo impegnare a fare il lavoro nel territorio e riteniamo che fare il lavoro nel territorio sia assolutamente fondamentale e primario. Grazie.